Cesena-Padova giocata ieri 2-0, Ascoli Grosseto 3-1, Bari Livorno 1-1, Cittadella Novara 2-6, Crotone Spezia 0-2, Juve Stabia Modena 1-0, Lanciano Vicenza 2-0, Pro Vercelli Empoli 0-1, Sassuolo Verona 1-1, Ternana Brescia 1-0, Varese Regina 3-0. La classifica in testa da solo, come al solito in questo campionato, il Sassuolo con 73 punti, poi Verona e Livorno a 64, Empoli a 56, Varese a 51, il Novara sale in piena zona a quota 48, scavalca il Brescia che si ferma a 46, Juve Stabia e Cesena a 44, Ternana a 43, Padova 42 punti, Modena e Lanciano 41, Ascoli e Bari 40, Crotone, Spezia, Cittadella 39 punti, Regina a 38, Vicenza a 32, poi sembrano ormai condannate alla retrocessione in prima divisione Lega Pro, Pro Vercelli 28 punti, Grosseto 23. Allo Stadio Biondi dirige il fiorentino Leonardo Baracani, negativo lo score con il Vicenza, sconfitto 7 volte su 8 quando è stato diretto dal fischietto toscano. Lanciano reduce da 2 sconfitte consecutive, Gautieri recupera sia Piccolo che Almici, si rivedono in campo Leali, reduce dagli impegni con l'Under 21 e Volpe che ha smaltito il turno di squalifica per l'intermedio frentano, 100ª presenza in maglia rossonera, in attacco Falcinelli è preferito a Turchi. Squadra corsara, il Vicenza ha vinto 4 gare su 7 lontano dal Romeo Menti. Dal canto conferma per 10/11 la formazione che ha pareggiato con il Varese. L'unica novità è rappresentata da Castiglia, rimpiazza Mustacchio. Boginov riparte dalla panchina. Pronti via, il Lanciano parte subito all'attacco, a fondo di Mammarella sull'out sinistro, insidioso tiro cross del terzino, deviato in corner da Camisa. Al 14esimo, prima palla gol del match, percussioni di Malongà sulla verticale destra, la punta scarica in aria per Semioli che lambisce la marcatura, la sfera termina di poco alta sopra la traversa. Replica frentana al 17esimo, è stornato in angolo da Bremek lo shoot di Piccolo. Gara aperta, al 18esimo il Vicenza crea nuovi pericoli in area frentana, Malongà stoppa la sfera, bella la successiva girata, Leali ci mette una pezza, Gautieri striglia i suoi. Al 23esimo ci riprova il Lanciano, calcio franco di Mammarella, Aquilani svetta di testa nei 16 metri vicentini. L'equilibrio si interrompe al 29esimo, Piccolo batte un calcio d'angolo, tuffo carpiato di D'Aversa, deviato forse oltre la linea di porta da Padalino. Sulla corta respinta si avventa l'ex di turno Plasmati che batte Bremek 1-0. Quarto acuto in casacca rossonera per l'attaccante. Al 32esimo il Vicenza resta in 10 per l'espulsione di Semioli, rosso diretto per il centrocampista che reagisce male ad un fallo di Almici. Virtus scatenata, al 36esimo Plasmati reclama un rigore, l'arbitro lascia correre e Di Cecco sfiora il raddoppio con un colpo sotto bloccato da Bremek. L'estremo difensore nulla può al 37esimo, Falcinelli effettua un innocuo cross dalla fascia sinistra, il difensore Castiglia realizza il più classico degli autogol, 2-0 per il Lanciano, che solo per poco non realizza il tris con Piccolo, perplesso dal canto. Il Vicenza ha regalato un uomo ed una rete agli avversari nei primi 45 di gioco. Ad inizio ripresa i veneti presentano Giacomelli sul rettangolo verde, la punta rimpiazza il deludente Castiglia, ospite a trazione anteriore, ma la Virtus domina al terzo ennesimo cesello di Piccolo, sinistro a giro respinto dall'ottimo Bremek, sussulto veneto, bella la mezza girata di Malongà, uno dei pochi a non arrendersi al Biondi. Al 23esimo Gautieri lascia rifiatare Piccolo, uscito tra gli applausi, rilanciando Manuel Turchi. Al 26esimo assist di Belazzini per Malongà, debole il colpo di testa della punta che lascia il campo 2 minuti dopo. Dal canto si affida al bulgaro Valeri Boginov. Alla mezz'ora spunto personale dell'ex Plasmati, ottimo lo scarico per Turchi che fallisce la conclusione a 2 passi da Bremek. Al 31esimo il Lanciano perde l'infortunato Falcinelli, Gautieri concede fiducia all'ex salentino Falcone. Al 35esimo ripartenza frentana, Turchi attacca la profondità, supera Padalino e realizza il terzo gol. Baracani ravvisa gli estremi dell'offside, non la prende bene l'esterno rossonero, questione di centimetri, parafrasando Dino Viola.
ultimo cambio per Dal Canto al 38esimo. Il tecnico si affida a Bessa, Rigoni va a farsi la doccia. Al 42esimo termina la gara di Capitan d'Aversa, rimpiazzato da Minotti. Il triplice fischio di Baracani riporta il sorriso al Lanciano, nervi tesi al Vicenza. Bremer cerca la rissa a fine gara. Virtus trascinata dall'estero di Piccolo, migliore in campo al Biondi. Virtus Lanciano batte Vicenza 2-0. Dopo 2 sconfitte consecutive il Lanciano torna a muovere la classifica e fa un passo importante verso la salvezza, complicando allo stesso tempo il futuro del Vicenza, che nelle ultime 4 partite ha raccolto soltanto un punto. Le novità nell'11 iniziale di Gautieri sono Volpe per Paghiere e Falcinelli per Turchi, mentre Dal Canto propone la coppia offensiva Mallongabbi-Lazzini. La prima parte di gara è povera di occasioni e a fare da protagonista è soprattutto la paura. La prima pericolosa è del Vicenza, che al 14esimo sfrutta l'affondo di Malongà, l'attaccante abile a superare sullo scatto a Menta e servire Semioli, che impegna il portiere avversario Leali costringendolo alla deviazione in angolo. La reazione del Lanciano non si fa aspettare e dopo 2 minuti Piccolo sfiora il gol da fuori area, ma il pallone, complice una deviazione, termina fuori. Il Vicenza è pimpante tanto quanto gli avversari e lo fa notare al 12esimo, quando Malongà prova un destro a giro intercettato da Leali, che devia in calcio d'angolo. L'uomo più atteso di giornata è Gianvito Plasmati, che veste i panni dell'ex e prende le misure per la prima volta al 24esimo, quando il suo colpo di testa su cross proveniente dalla sinistra termina fuori. Passano 5 minuti e lo stesso Plasmati colpisce da Versa, devia di testa verso la porta il calcio d'angolo battuto da Mammarella, e sulla respinta di Padarino il trentenne nativo di Matera è il più resto di tutti a gettarsi sul pallone per il tap-in. Dopo i 2 gol segnati in 16 gare con il Vicenza nella prima parte di stagione, Plasmati raggiunge quota 4 in 10 presenze con gli abruzzesi. Per il Vicenza la gara si complica ulteriormente al minuto 33, quando a Semioli viene mostrato un cartellino rosso diretto per la gomitata rifilata ad Almici. Il Vicenza rimane in 10 uomini, abbassa il baricentro e il tracollo è una conseguenza diretta. Bremek dice di no a Di Cecco al 37esimo, ma il raddoppio solo rinviato di qualche istante, perché un giro d'orologio più tardi, su cross a sinistra di Falcinelli, Castiglia l'involontario autore di una scomposta deviazione che porta al raddoppio della Virtus. Una beffa per il centrocampista di scuola Juventus, che compromette definitivamente la gara del Vicenza. L'ingresso di Giacomelli per Castiglia nel video ripresa non porta gli effetti sperati da Dal Canto, come neanche le altre sostituzioni. La girata fuori di poco di Malongà è una delle poche occasioni che il Vicenza ha di riaprire la contesa. Poi è Turchi, subentrato nel secondo tempo a Falcinelli, che sfiora in un paio di occasioni il 3-0, mancando di un soffio la deviazione al 76esimo su diagonale di Plasmati e venendo poi fermato in posizione di fuorigioco a 10 minuti dalla fine. Cambia poco perché il Lanciano tiene 3 punti pesanti, mentre il Vicenza, complice il successo di tutte le avversarie dirette, crolla a -6 dalla quart'ultima.